Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora una nuova puntata di Made in Polesine sta per iniziare anche questa settimana. Siamo qua insieme a voi per praticamente per una nuova puntata di una nuova puntata per una scoppiettante nuova per puntata. trascorrere questa oretta insieme. Buongiorno da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buondì. Buongiorno, benvenuti su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. Abbiamo detto tutto già. Sì, questo è di solito il nostro intro, quello che ci permette di presentarvi a voi. Dai, allora andiamo con i titoli. Siccità come d'estate, poi ancora Autodromo di Adria fermo con le 4 frecce, da un po' di tempo poi. Poi borse di studio e giovani promettenti, ancora turismo in Veneto occidentale, ultimo ma non ultimo, ferrovia tra passato e futuro. Mi stavo soffocando da solo. Dai, ci sentiamo tra poco per iniziare Made in Polesine. Siamo così pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Andiamo subito con il nostro primo titolo, siccità come d'estate. Allora, se ne parla purtroppo dappertutto, sì. Tutti i giornali parlano che c'è il lago di Garda quasi secco, c'è il Po nella parte alta, perché da noi non ce ne accorgiamo purtroppo perché viene sul mare, sì. Quindi nella parte alta, Magnolo Po, sai che noi ci siamo stati quest'estate e avevo effettivamente visto quante chiazze di sabbia e come il Po era ridotto veramente quasi a un fosso. È vero, sì. Si poteva tranquillamente passare sì. da una sponda all'altra del Po a piedi. Proprio, sì. E quindi parlarne adesso in questo periodo in febbraio è una cosa abbastanza anomala. Di che cos'è la colpa? Qual è la colpa? Non so, i cambiamenti atmosferici. Fatto sta che il problema c'è. Naturalmente cosa ho fatto? Sono andato nel Gotta dei pescatori di hobby che c'è a Taglio di Po. A Taglio di Po c'è un posto dove ci sono tutti i pescatori e poi parlano di pesche miracolose. Io ho pescato, mi piace perché quando parlano il pesce comincia dai 80 cm in su. Sì. Cioè, non c'è un pesce più piccolo, non esiste. Il pesce più piccolo è più o meno un cefalo da 8 kg. Però al di là di questo ho intervistato un paio di pescatori, dicevano che effettivamente comincia a essere veramente preoccupante la siccità da una parte e poi anche il cuneo salino, che come sempre quando c'è siccità il mare viene su perché per lo scambio di flussi, esatto, specialmente nella parte del delta, il mare poi, ricordiamo che quest'estate è arrivato fino a Adria, che è una cosa abbastanza anomala, quindi vuol dire quasi 30 km dalla foce e non è poco. Però ti ripeto, i pescatori dicevano che anche adesso il cuneo salino è arrivato a Taglio di Po e arrivare in febbraio in questo sistema è una cosa molto preoccupante. Ci dicevano tra l'altro che la salinità del Po sta facendo soffrire molti pesci, in particolar modo l'anguilla, che non ce ne sono più. L'anguilla, che io non ho mai capito se dopo deve tornare al mare dei Sargassi, come dicono altri. Per me no, per me vanno in ferie le anguille nei Sargassi, però sempre dicono vanno a procreare là oppure vanno a trombare là le Sargassi. Dopo hanno visto la comodità, conviene trombare a Polesine Camerini. Ma perché fare tutto questo viaggio? Ci sono delle anguille autoctone anche qua, perché, sai, come noi umani che andiamo a Cuba, quei posti lì. Sì. Anche loro dicono. Anche loro dobbiamo andare al Mar dei Sargassi, quindi dopo si giustificano anche con le mogli. Sì. Con tutto il ben che c'è qua, insomma, perché andare fin là, poi alla fine. E infatti dopo penso che un posto dove appunto si procreano le anguille da noi è Polesine Camerini. Sì, sicuramente sì. Specialmente una volta che c'era la centrale, c'era l'acqua calda, sai che l'acqua calda muove,
stimola molto. Sai. Mi piace questo angolo della cultura che... Sì, anche perché siamo passati da un argomento molto serio e l'abbiamo un po' come... sputtanato. Così. Ma va bene così, noi siamo fatti così, insomma, siamo qua per passare questa oretta insieme e soprattutto anche per divertirci, poi saltano fuori queste cazzate qua, se vogliamo. Noi su questo siamo preparati. Comunque se città canaglia. Va bene. Dai, ci sentiamo tra poco per continuare Medipolesine. Siamo pronti per ripartire con la puntatona di oggi di Medipolesine. Adesso un altro titolo molto molto interessante e anche molto serio, se riusciremo a mantenerlo. No, perché oggi abbiamo preso una deriva abbastanza goliardica. Allora parliamo di Autodromo di Adria, fermo con le 4 frecce ormai da un po' di tempo. Allora, è fermo dal 15 di gennaio 2022 o 2022, sì dai. E praticamente è ancora fermo. Io ci sono passato, naturalmente avevo la telecamera in macchina, mi sono fermato casualmente, e comincia veramente a vedere l'erba alta, ci sono tutte le paratie che dividono appunto il terreno, la strada dall'autodromo che sono cadute, e caspita, dispiace vedere una delle eccellenze del nostro territorio che è andata a finire così. I primi segnali di abbandono, ecco. No, per me, le erbacce. Ho fatto le riprese, fortunatamente l'hangar e anche l'altro stabile non ha i vetri rotti. Non ha. Se cominciano a rompere un vetro, dopo un po', non so perché, c'è una sindrome particolare che quando si rompe un vetro il giorno dopo arrivano a fare una gara per rompere gli altri. No, non vorrei che avessimo dato noi a questo punto l'input. I vandali speriamo di no. Secondo me, allora, la prima fase probabilmente, a parte i vetri, portare via le grondaie di rame. Quello sono anche redditizie, se vogliamo. Sono anche redditizie, però effettivamente è un peccato che questa, ripeto, eccellenza che aveva fatto conoscere il Polesine in tutte le parti d'Italia e anche d'Europa, perché c'erano tanti austriaci, tedeschi, belgi. Belgiari che venivano e purtroppo abbiamo perso un altro treno. Anche lì ci siamo un po' tutti mobilitati i primi mesi, dopo noi abbiamo questa sindrome che si spegne il fuoco. Sai che avevamo fatto tutto gli incontri degli albergatori di chi ha bed and breakfast, che naturalmente vivevano molto bene attraverso l'autodromo, e poi dopo sono andati davanti alla prefettura, adesso basta, finito lì. Vabbè. Questo è quanto. No, ci dispiace perché poi c'è ancora questa causa che è in corso. Se ci ha messo Berlusconi a 10 anni per risolvere tutti i suoi problemi, qua ce ne metteremo 40 minimo. Esatto, 40 minimo. Quindi quando nell'asfalto dell'autodromo ci saranno i rospi che camminano, finalmente adesso lo possiamo riaprire. Adesso sì, è il momento giusto, ci sarà tutto da rifare e ci costerà qualche milione di euro. Vabbè, ci dispiace moltissimo, ci dispiace perché è un altro treno che purtroppo il nostro territorio ha perso e vabbè. Una bella realtà questa che stiamo veramente perdendo. Forse è ancora recuperabile, forse ce la facciamo. Ma allora, secondo me, se lì c'è una causa di fallimento o altro, i vecchi marpioni non lo vanno ad attaccare, a comprarlo prima della terza, quarta chiamata. Sì. Quindi magari costerà adesso 50 milioni di euro, fra poco 25, 10, quando costerà 4-5 milioni di euro arriverà il marpione che la prenderà. Arriverà l'uomo giusto. O il gruppo giusto. Giusto. Dai. Ma questa è un'altra storia, comunque è un peccato vederlo così. Sì, veramente è un peccato. Di più. Peccato. Dai, noi ci sentiamo un attimino, un cicinì, e poi torniamo per continuare Medipolesine. Siamo sempre noi, quelli di Medipolesine, siamo qui a Radio Diva, ma siamo anche su Medipolesine Web TV, su YouTube, insomma ci potete un po' vedere ed ascoltare anche attraverso i social. E adesso un altro titolo, borse di studio e giovani promettenti. Allora, parliamo di una cosa che è successo giovedì scorso a Taglio di Po, che praticamente l'amministrazione comunale ha fatto, secondo me, una cosa interessante, bella, veramente simpatica, perché ha premiato una serie di ragazzi che si sono distinti nelle scuole medie, nelle scuole superiori e l'università di primo grado,
e hanno dato un attestato, che l'attestato non lo si rinnega a nessuno. Sì. Cioè l'attestato... Non attestata, un attestato. Con una bella stampante riesci a farne anche di belli. Sì. Però c'è stata anche una borsa di studio con dei soldini palpabili, quindi hanno premiato, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ragazzini delle scuole medie dell'anno scorso che si sono naturalmente diplomati e hanno finito le medie con la lode. Si sono distinti. Si sono distinti, allora hanno dato 250 euro a una ragazza delle scuole superiori che è venuta fuori con 100 centesimi, gli hanno dato 400 euro, e una ragazza che ha avuto una laurea di primo livello 600 euro. Questa qua secondo me è una cosa molto interessante. Bravi. È bello parlare anche di queste cose, non solamente dei fatti negativi che succedono alle scuole, quando che ne so, l'alunno offende il professore, o gli spara i pallini di plastica e così via. È giusto anche rimarcare quando ci sono delle eccezioni, e ci sono anche questi ragazzi che insomma si sono distinti e quindi vanno veramente elogiati. Ecco, poi mi ero dimenticato, tra l'altro hanno premiato anche dei ragazzini che hanno vinto le Olimpiadi di matematica, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ragazzi, e anche a loro 150 eurini, che non sono niente, però è un riconoscimento alla loro bravura. Esatto. Brava l'amministrazione comunale di Taglio di Poco, ogni tanto critichiamo eccetera eccetera, però stavolta è stata veramente brava. Bravissima. Tra l'altro presentata dal sindaco, quindi la sindaca Laila Malagoni, è anche brava intrattenitrice. Una cosa ufficiale. Entertainer. Vabbè. Ecco, sì, vabbè. Dai. Ci sentiamo tra poco per continuare ovviamente Made in Polesine. Continua la puntata di oggi di Made in Polesine ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi in replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. E adesso un altro titolo: Turismo in Veneto occidentale. Allora, innanzitutto spieghiamo cos'è il Veneto occidentale. Mettendo Venezia in centro c'è il Veneto orientale, che è la parte Jesolo, Cavallino, Caorle eccetera, il Veneto occidentale che ci sarebbe Sottomarina, Rosolina e le spiagge del Delta. Forse ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, perché c'è stata una riunione, un incontro a Porto Tolli importante, dove si diceva che ci sono effettivamente delle differenze anche di investimenti da parte della regione per la parte orientale, quindi Jesolo, nei confronti nostri, quindi bisogna recuperare un pochino di spazio. Abbiamo intervistato per questo uno dei protagonisti del turismo a Porto Tolli del Delta, che è Sebastiano Bruschi, che è il presidente della consulta del turismo, una cosa simpatica che ha fatto il comune di Porto Tolli. Ne abbiamo parlato e gli ho detto giustamente, stiamo cercando, noi per primi, ma sicuramente molto di più sia Chioggia che Rosolina Mare, di creare il sistema per aumentare i giorni di vacanza per le persone, nel senso non limitare chi viene nel nostro territorio solamente per i 40 giorni d'estate, per la spiaggia, sì, quindi fare delle cose a settembre-ottobre, fare delle cose marzo-aprile-maggio, e ci diceva giustamente, guarda che creare un asse Chioggia, Rosolina e Delta, noi potremo essere veramente la chiave di lettura per portare gente anche nei periodi morti, perché chi meglio di noi potrebbe portare gente a visitare il nostro Delta, la Sacca di Scaldovari, di Scanobò, eccetera eccetera. Magagne, perché da una parte è vero, siamo un territorio straordinario, noi lo stiamo decantando ogni volta, però se dobbiamo portare un turismo green non abbiamo piste ciclabili, virgola. Giustamente ci diceva un relatore di un convegno che ho seguito, se il nostro cliente importante potrebbe essere l'abitante del nord Europa, perché loro gradiscono molto il green eccetera, dobbiamo dargli perlomeno che se vengono qua trovano le stesse cose che hanno a casa loro, quindi case green, piste ciclabili, ripeto, ma anche domotica nelle case, eccetera, cose che da noi ancora non c'è. Siamo ancora lontani. Siamo ancora lontani, quindi c'è molto da fare, c'è molto da sfruttare. Sempre quel convegno, e sempre parlando anche con Bruschi, giustamente si diceva, abbiamo avuto
tra virgolette, la fortuna del Covid, che ha portato i turisti, specialmente nazionali, a rimanere nel nostro territorio, però adesso già parlando con le agenzie di viaggio la gente comincia a muoversi e andare all'estero come aveva prima del 2019, quindi non pensiamo che sia uno standard o una regola che il successo di milioni di presenze a Rosolina Mare oppure le 400-500 mila di Porto Tolle siano la regola. Purtroppo bisogna mantenerle e non è così facile. Meditiamo, gente, meditiamo. Naturalmente le amministrazioni da una parte devono farla loro, ma soprattutto anche gli operatori. Esatto, questo sì. Esatto. Sì, questo è un tema che noi abbiamo già sollevato anche in altre occasioni e speriamo che qualcuno insomma ci ascolti e ci dia un po' di retta, se vogliamo, perché insomma, è un tema molto, molto importante per il nostro territorio. Secondo me gli operatori dal loro punto di vista stanno facendo abbastanza, non dico tantissimo, ma abbastanza. Però per le strutture importanti, ripeto, ciclabili, le strade, i ponti, tutto quello che vuoi, qua deve intervenire da una parte le amministrazioni comunali, ma la regione e anche nazionale. Per esempio, non c'è la possibilità di unire Chioggia con il Delta senza passare per la Romea. Questo qua è un limite. È l'unico mezzo, questo qua è l'unica via. Esatto, vabbè, ma questa è un'altra storia. Dai, ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. E siamo così pronti ad affrontare quello che è l'ultimo argomento di oggi all'interno di Made in Polesine. Parliamo di ferrovia fra passato e futuro. Allora, ho trovato un vecchio filmato della ferrovia di Ariano nel Polesine, una ferrovia che ai più non era conosciuta, praticamente c'è ancora poi lo stabile, che è stata aperta dal 1933 al 1944. Allora, studiando un pochino, guardando fortunatamente internet ci aiuta molto su questo, non è che siamo degli studiosi da focus, però qualcosina guardiamo. Allora, ci dicevano che era un progetto che voleva fare il governo del tempo, di fare un asse Venezia-Roma, passando per Adria. Pensate cosa sarebbe cambiato per noi avere la ferrovia che passasse dall'Adria a Ariano, non saremo più zona dimenticata dagli uomini da Dio, che finalmente sta alzando un po' la testa, ma però saremmo diventati veramente un asse importante. Quindi delle volte come può cambiare la visione del mondo. Tra l'altro l'azienda che gestiva appunto la ferrovia aveva rinunciato a far questo perché i tedeschi, ritirandosi, avevano buttato giù tutti i ponti. Quindi Quindi voi volete che noi vogliamo bene i tedeschi? Non possiamo. Noi polesani non possiamo. Cioè, con tutte le marachelle che ci hanno fatto. Tutte le marachelle che ci hanno fatto, vabbè. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, che ci sia anche qualche residuo di questa ferrovia, insomma, di quegli anni, oramai quasi 100 anni fa. C'è lo stabile. Di 90 anni fa. C'è lo stabile, io ho fatto le riprese col drone e poi dopo ero lì da Farato a fare le riprese col drone, ho sentito muoversi il cespuglio. È venuta a pelle d'oca, è venuta fuori una nutria da 40 kg e mezzo proprio. E sono scappato col mio drone in alto. Più che la storia fu la nutria. Vabbè. Ultimo inciso, visto che parliamo. Sei molto coraggioso. La nutria mi ha fatto venire la pelle d'oca. Ma ultimo inciso che finalmente Trenitalia prende in corpo la linea Chioggia-Rovigo, finalmente non vedremo più la Littorina, forse metteranno un treno elettrico e ci sarà la possibilità da Verona arrivare a Chioggia con il treno. Si porteranno anche le biciclette. Questa Littorina. Vado anche con la Magagna. Dai, andiamo con la Magagna. La Magagna è che le biciclette si potranno portare fino ad Adria. Fino ad Adria. E poi? A Rosolina no. Sacrilegio. Se la zona balneare è Rosolina, fatele portare fino a Rosolina, poi da Rosolina inventatevi una pista ciclabile che magari c'è già, quindi c'è quella lì sopra l'Argine. Potrebbe anche asfaltarla, ma questa è un'altra storia. Vabbè. Dai. Chi siamo noi? No, ma figurati. Chi siamo noi? Dai. Vabbè.
Quindi tra passato e futuro però è già una buona cosa, speriamo, vedremo se nell'arco dei prossimi 140-150 anni riusciranno a... E noi saremo qua a raccontarlo. Saremo qua puntuali a raccontarvi, perché noi ci facciamo clonare. Ci sentiamo tra poco per i saluti finali. Siamo veramente nella fase conclusiva di questa nostra puntata di oggi di Made in Polesine, siamo proprio ai saluti. Vi ringraziamo del vostro gentile ascolto. Oggi abbiamo affrontato dei titoli molto, molto interessanti, anche in questa puntata titoli molto interessanti, speriamo siano stati di vostro gradimento, anche perché insomma abbiamo parlato in modo particolare, come è giusto che sia, del nostro delta e del nostro territorio. Quindi l'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana, sempre qui su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli, e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana, il nostro countdown 3, 2, 1, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.